Alfred Duncan, per prima cosa benvenuto. Grazie. Allora, che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Venezia Football Club? Sì, diciamo che mi è stato presentato un progetto molto importante e il mister è riuscito a convincermi a fare questa scelta perché in passato ci ho lavorato e penso di avere un'altra possibilità di crescere ancora insieme a lui e alla squadra. Di Francesco lo conosci bene, che cosa ti piace in particolare di lui, del suo modo di intendere il gioco del calcio? Sì, diciamo che il mister comunque è una brava persona che è un bravo lavoratore, insegna tanto calcio, quindi per me lavorare con lui è molto più facile e mi aiuta a fare tante cose anche oltre a quello che faccio in campo, quindi lavorare con lui anche questa volta mi garantisce tante cose. Qual è stato il tuo primo impatto con l'ambiente arancio-nero-verde? È stato positivo, direi, perché i ragazzi comunque sono bravi, direttori e tutti gli addetti che ho conosciuto comunque mi hanno impressionato tanto, tante cose non me le aspettavo, ma comunque penso che un passo avanti l'abbiamo fatto e abbiamo tanto ancora da fare, ma penso che già siamo un passo in avanti. Tu sei definito e sei un giocatore d'esperienza, in particolar modo della tua carriera, quali sono state le tappe fondamentali che ti hanno segnato maggiormente? Penso che quando sono arrivato all'età di 25 c'è stato un cambiamento forte e penso che da lì ho capito che sono arrivato a un certo punto nella mia carriera dove dovrei svoltare tutto e penso che da lì ho fatto un salto molto importante ed è questo mi ha permesso di arrivare a questa età, a questo punto della mia carriera che comunque penso di avere ancora tanto da dare. In particolare su quali aspetti devi crescere oppure ritieni di dover crescere? Penso che tatticamente sono cresciuto tanto e anche mentalmente. Su altri punti di vista secondo me ho ancora tante cose da imparare, ma comunque sono pronto a imparare. Per quanto riguarda invece quello che vuoi e puoi dare, in che cosa pensi di poter aiutare il Venezia Football Club in quello che è il suo scudetto, cioè la salvezza? Penso che i ragazzi sono pronti anche a imparare tanto come me. Penso che io comunque in campo, chi mi conosce, soprattutto l'allenatore e qualche ragazzi comunque sanno quello che posso dare, quindi la mia esperienza, la mia qualità, che sicuramente lo scopriremo presto e chi mi ha visto anche giocare sa già quello che posso dare, quindi io metterei quello a servizio della squadra e cercherò di farlo al massimo. Fisicamente invece come stai? Sei pronto per disputare la prossima partita? Sì, in questo momento mi sento bene, ma mi manca un po' il lavoro in gruppo, quindi in questi giorni comunque cercherò di fare il più possibile e poi prima di arrivare alla prima partita ufficiale vedremo come sono messo. Per concludere, tu dicevamo sei un centrocampista, ma qual è il tuo ruolo preferito in campo e hai un modulo prediletto oppure sei duttile e ti sai adattare? Sì, diciamo che un modulo preciso non ne ho in testa perché comunque gli allenatori cambiano e ci sono varie cose che comunque possono influire delle partite e del gioco, quindi sono sempre pronto ad adattare in qualsiasi situazione.